Federico, Hot Corner, Alice nella città, siamo qui per parlare del tuo cortometraggio, lui. Me lo racconti un pochino, insomma, come è nata l'idea e poi soprattutto hai scelto come protagonisti Massimiliano Cagliazzo e Luca Zunic, che sono due tra gli attori italiani più lanciati del momento, insomma, che sicuramente promettono un ottimo futuro per il cinema italiano. Quindi, ecco, se mi racconti un pochino com'è andata e com'è andata con loro. Sì, allora l'idea è partita in realtà dall'osservazione antropologica di un ambiente. Infatti il corto originariamente doveva chiamarsi Sprawl, che significa un po' l'estendersi di un connotato urbano, insomma di tante casette tutte uguali e quindi tutto il lavoro è partito dall'osservazione di quell'ambiente. Infatti la storia parte proprio in una villetta simile a tante altre, dove questo personaggio, questo protagonista, questo ragazzino annoiato cerca un'evasione e, e la trova in un estraneo. Insomma, la cosa più interessante appunto era vedere come avrebbe reagito un personaggio in un ambiente del genere nel momento in cui decide di fuggire. La scelta degli attori è insomma, avvenuta con una grande ricerca e ho cercato di differenziare molto i due personaggi. Cioè Luca Zunic è questo ragazzino molto nordico, molto freddo, in contrapposizione invece con appunto un Cagliazzo che è molto più caldo, anche a livello di accenti appunto sono molto diversi e io sono andato proprio a ricercare soprattutto due caratteri che fossero totalmente diversi tra di loro. Ma hai parlato di evasione, probabilmente è il tema che più ci sta a cuore forse in questo momento, insomma, l'evasione da quattro mura, da un giardino, da una casa, anche insomma, anche da un'idea mentale, se vogliamo. La vedi così anche tu? Sì, tra l'altro questo corto credo racconti proprio questo, cioè il desiderio di evadere, perché poi nessuno evade veramente, è in pratica una piccola immaginazione che viene estesa appunto in un racconto di 15 minuti, ma che dura un momento. Tutto questo mi piaceva incorniciarlo anche in un altro periodo storico che per me è stato molto importante, che sono i mondiali del 2006 e mi piaceva appunto incorniciare tutta la storia dentro un periodo del genere perché avrebbe secondo me creato una tensione narrativa. Grazie Federico, Prego, grazie, grazie. grazie a voi.